Cari amici dei Eventi del Territorio, ben ritrovati, buonasera a tutti. Questa sera ritorniamo a Sagreda, 22esima festa del ringraziamento. Con noi sempre gratitissimo il presidente della Proloco Diego, ben ritrovato, è un piacere averti qui. Grazie. Si parte da grandissima dopo la serata di ieri con le associazioni. Sì, certo, ieri sera il battesimo è stato con la serata delle associazioni, un bel pubblico e niente, è una cosa tradizionale che si porta avanti da molto tempo ed è il normale inizio della nostra festa del ringraziamento. Oggi è una serata normale, sagra, chiamiamola così, e con ospite l'orchestra di Stefano in Nevada, mentre domani avremo il menù in piazza, ci sarà il trenino, ci saranno i maggiolini, ci saranno gli artisti di strada e ci saranno i menù delle contrade a disposizione. È una festa diversa dal solito in mezzo alla strada. Certo, abbiamo le quaglie, abbiamo le trippa, abbiamo il baccalà, abbiamo il musetto, pasta e fagioli con il musetto, sì, c'è da sbizzarirsi, insomma, ecco, sicuramente sono piatti non tipici di Sagra, costa e salsiccia, ma piatti un po' diversi. Diego, manca naturalmente il saluto a tutti i volontari che vediamo muoversi nelle immagini che passano in sospensione. Credo che senza di loro non si potrebbe fare assolutamente niente. Qui dentro abbiamo circa dai 120 alle 150 persone che collaborano con la Proloco, 150 tesserati in poche parole. E comunque, nonostante il gruppo sia folto, posto ce n'è sempre per tutti perché le necessità sono infinite. Diego, naturalmente l'invito vale anche per tutti i giovanissimi di Sagreda. Ma sicuramente vale per tutti i giovani e abbiamo infatti venerdì, serata del pesce, avremo con noi anche i diciottenni. Perciò l'entrata in società dei ragazzini che diventano uomini e di conseguenza il benvenuto lo diamo così, li facciamo partecipare alla nostra festa. Intanto noi ti ringraziamo per averci invitato, la festa dura anche il weekend del 15, quindi a te la telecamera per invitare i telespettatori. Sì, sicuramente. Noi ci troviamo, abbiamo ancora anche un'altra data molto importante che è martedì, serata di San Martino, dove faremo una cena culinaria con i sapori della cacciagione. Avremo il cinghiale, avremo il cervo, avremo la pernice rossa, in un ambiente soft, in un ambiente tipo ristorante, non ambiente sagra. Che dire, vi aspetto anche martedì, serata di San Martino, poi la serata, le giornate continueranno con venerdì, famosa serata del pesce, sabato serata sagra e termineremo sempre con un'altra manifestazione particolare, la manifestazione dedicata ai nostri anziani. Perciò il giorno di domenica concluderemo tutti quanti i festeggiamenti con il pranzo di tutti i nostri anziani, chiamiamolo così, gente con esperienza. Noi ti ringraziamo ancora, adesso ti lasciamo liberi, ma non prima di averci fatto visitare le cucine. Noi vi diamo appuntamento invece fino al 15 novembre qui a Sagreda. Sapete, avete appena ascoltato, il presidente e tutta la sua truppa vi aspetta per farvi degustare degli ottimi piatti e noi vi aspettiamo qui come sempre a braccia aperte. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille Diego. Grazie. È stato un piacere di nuovo essere qui con te. Grazie.